Il ministro Orlando, chi l'ha visto? Ottenere udienza dal guardasigilli appare impresa più impossibile che ardua. L'improvviso forfait di Orlando alla festa democratica di Padova, dove i rappresentanti degli imprenditori bassanesi avrebbero esposto i danni dell'accorpamento con Vicenza, è a suo modo sintomatico di un atteggiamento coerente. E secondo il presidente della regione Luca Zaia, l'assenza di Orlando è anche emblematica dal punto di vista politico. L'interlocutore che dà buca è lo stesso che chiude e che rappresenta una compagine governativa che ha chiuso il Tribunale di Bassano. Noi vogliamo salvarlo, però è la dimostrazione che quegli appelli anche a volte proprio, come si può dire, un po' anche meschini, no? Di fare appello a me, Zaia non si occupa del Tribunale, e che esce dalla bocca di chi l'ha chiuso, proprio veramente rasenta il ridicolo. Dico che la dimostrazione è che c'è una parte di politica del Veneto che difende quel tribunale e altri no. Se ne prenda atto, però noi non cediamo, nel senso che crediamo ancora che questo tribunale debba restare l'ottavo tribunale del Veneto. Un bilancio che sarà necessario fare quando la vicenda si concluderà e apparirà evidente, secondo Zaia, la responsabilità delle singole parti politiche. Oggi intanto il presidente del Veneto ha colto l'occasione anche per rinnovare il cordoglio per le 3 anziane suore missionarie, una delle quali originaria del Vicentino, barbaramente assassinate in Burundi, un crimine di una violenza inaudita. Spero sia fatta chiarezza e sia anche trovato il responsabile, nel senso che noi non siamo abituati ad avere racconti delle missioni di questo tipo. Dei missionari, le cose che sappiamo dei missionari sono quelle delle grandi opere fatte, delle vite salvate, dei pozzi, delle scuole.